L'intelligenza artificiale supporterà i gastroenterologi endoscopisti durante le colonscopie. È stato acquistato infatti un nuovo sistema che affiancherà chi esegue gli esami per individuare polipi del colon, caratterizzarli e fornire informazioni aggiuntive. Il costo del sistema, il primo in Regione Veneto, è di 75.000 euro. Ma decisamente è un terzo occhio, diciamo così, come ci piace definirlo noi qua, perché diciamo, aiuta ad identificare delle lesioni che magari possono sfuggire all'occhio umano, magari dopo delle sedute magari di coloscopie numerose, magari, che uno è un po' più stanco, non perde un po' anche la visione dello schermo ogni tanto. Allora l'intelligenza artificiale ti aiuta insomma, a rimanere sempre allerta, perché lei praticamente individua il polipo con un piccolo suono, ok, e lo va ad identificare sullo schermo. L'apparecchiatura di intelligenza artificiale applicata alla colonscopia installata all'ospedale Sant'Antonio dell'azienda ospedaliera di Padova è già in funzione. Ad oggi circa 40 sono i pazienti trattati con questa nuova tecnologia. Un ulteriore strumento che affianca gli endoscopisti nello screening per prevenire il cancro del colon retto. Questo garantisce che più polipi trovi, più ne togli, meno cancro avrai. Questo è il percorso di screening. Allora, il trovare polipi e toglierli nella stessa seduta per il paziente vuol dire, primo, che facciamo una manovra e non tante manovre per togliere le lesioni che potrebbero diventare cancro. Secondo, la probabilità che quel paziente che ha i polipi sviluppi un cancro si riduce al minimo, non si azzera mai purtroppo, ma si riduce tantissimo.